Beh, è una bella vittoria e soprattutto pensare che in questa sessione dell'UNESCO siamo passati assieme a un grande dossier come quello di Babilonia. Quindi Prosecco Patrimonio dell'Umanità passa a pieni voti con bacio in fronte, ma soprattutto vorrei ricordare che entriamo nel gota dei grandi siti mondiali. Tanto per fare un esempio, siamo assieme alla Grande Muraglia cinese, siamo assieme alle cascate di Iguazú, ovviamente a Babilonia, al Kilimangiaro, insomma a tutti i più grandi elementi ambientali e monumentali del mondo, e quindi Prosecco Patrimonio dell'Umanità. Quindi grazie a tutti quelli che hanno lavorato, il nostro comitato scientifico nazionale, a tutti i tecnici, agli accademici, insomma a tutti gli esperti, e un ringraziamento ai cittadini e soprattutto un pensiero a tutti quei cittadini dei territori, di questi territori del Prosecco, che magari oggi non ci sono più e sono loro i veri artefici, coloro che hanno strappato dai rovi queste colline e hanno disegnato questo paesaggio che da oggi è patrimonio dell'umanità. Avremo poi noi ovviamente l'obbligo di preservarlo, di fare un bel piano di gestione, e faremo in modo che tutto il mondo lo possa visitare.